Sia a livello territoriale, quindi nelle colline di Valdobbiadene, sia a livello regionale e nazionale, l'ipotesi di avere una candidatura dell'UNESCO di questo territorio è non solo salutata favorevolmente, ma ritenuta un fattore benefico per lo sviluppo sia economico sia ambientale, con ricadute sia sugli accessi turistici sia sul dato più interessante per le persone, che è quello occupazionale. Le ricadute potenziali sul turismo, perché stiamo parlando ovviamente di elementi potenziali, parlano di una potenzialità di 7-8 milioni di turisti nell'arco di 3-5 anni. E come tutte le candidature, come è stato l'Expo, come la candidatura di Matera, capitale della cultura europea, questi sono eventi che aiutano un territorio a investire su se stesso. È chiaro che non bastano nel corso del tempo, cioè finita il momento, il territorio deve sapersi mantenere all'altezza. La sfida tra i territori europei è quella di chi sa mantenersi all'altezza. Sono dati che sono estremamente positivi, consolidano la nostra convinzione che la candidatura a diventare patrimonio dell'umanità delle colline del Conellano Valdobbiadene è una candidatura forte, una candidatura condivisa, una candidatura che valorizza in modo particolare la bellezza e che avrà delle ricadute per tutto il territorio, per tutta la comunità. In questo momento, dopo la candidatura ufficiale del governo italiano nel febbraio scorso a diventare patrimonio chiaramente dell'umanità, siamo in fase di valutazione. È un periodo di un anno che comporta l'arrivo di commissari UNESCO per capire se ciò che è stato scritto nei dossier di candidatura è coerente con la qualità del territorio stesso. Noi ovviamente siamo ottimisti, grazie al supporto significativo della Regione, che sviluppa un ruolo di regista e di primo piano verso questa candidatura del suo Presidente Zaia. Crediamo che si possa ragionevolmente cominciare a pensare di raggiungere il traguardo il prossimo anno, al massimo entro 2 anni.